questa antica e bellissima chiesa gotica, già dal 1810 i domenicani, non certo con quest'abito, perché era proibito, rimangono a gestire la basilica e uno di essi viene incaricato di essere parroco. Notate bene, i domenicani le parrocchie non le hanno mai avute e non dovrebbero mai averle. L'apostolato dei domenicani non è quello della parrocchia, assolutamente no. Nel 1810 però, per salvare il salvabile, il padre Emanuele Lodi, l'ultimo priore del convento di San Giovanni Paolo prima della soppressione, si inventa, possiamo dire, una parrocchia mai esistita prima, e quindi con l'autorità, con l'assenso dell'autorità napoleonica, viene fondata una nuova parrocchia di San Giovanni Paolo e rimane come parroco. Per questo che ancora adesso lì abbiamo una parrocchia, però certamente non è quello l'apostolato domenicano, ma in questa maniera, diciamo, possiamo dire anche nascosta, perché non si vestono neanche da frati, per alcuni decenni rimangono dei domenicani a servizio di quella chiesa. Mentre nel 1843 invece ci sono i domenicani che in modo ufficiale a San Lorenzo, vestiti con il loro abito domenicano, sono presenti e sapete bene, basta vedere la carta geografica quanto sono vicine queste due realtà. E quindi inizia un periodo in cui c'è in qualche modo, via via che si stabilizza la presenza domenicana ai Santi Giovanni Paolo, anche una sorta di concorrenza e qualche volta di appoggio reciproco, ma più spesso di concorrenza fra le due comunità vicine, perché negli anni 50 ecco che a San Giovanni Paolo si comincia a costituire una vera e propria comunità domenicana che viene riconosciuta ufficialmente, viene affidata la parrocchia nuova ai domenicani, non più travestiti, padrini diocesani, ma veri e propri domenicani. Ecco che allora siamo, già dal 1856, due realtà domenicane così vicine a Venezia, San Lorenzo e San Giovanni Paolo. Vi risparmio tutte le discussioni, i progetti, unificarsi, essere indipendenti. In questo periodo, almeno fino al 1854, San Lorenzo di Venezia da chi dipende? Da una provincia dell'Italia del Nord o del Lombardo-Veneto? No, perché non esiste. Dipende direttamente dal maestro di tutto l'ordine che sta a Roma, il successore di San Domenico. E così avviene quando viene ricostituita una piccola comunità a San Giovanni Paolo, avviene anche per quell'altra basilica. Diretta giurisdizione del maestro di tutto l'ordine. Alcuni giochetti che io ho ricostruito, ecco, per sottrarsi al potere di chi è più è facile a controllare la vita interna della comunità domenicana, per cui a un certo punto alcuni padri di San Lorenzo, che poi lasceranno l'ordine finché ci sono, però vogliono sottrarsi all'autorità del maestro dell'ordine per vivere, diciamo così, più comodamente, e preferiscono assoggettarsi all'autorità di una nuova provincia domenicana ricostruita, che è la provincia di Lombardia. È interessante vedere un po' queste manovre, diciamo, di politica, di governo interno delle comunità religiose, no? E ciò nonostante ci sono degli uomini di valore che vivono in questo ambiente. Ve l'ho già citato alcuni, Vigna, Vera, alcuni che sono edificanti veramente, accanto ad altri che invece in qualche modo rendono la vita più difficile anche a chi invece vuole vivere coerentemente con la propria relazione. Una svolta si ha con gli anni 60. Notate bene, io vi sto parlando di un periodo che in fin dei conti è breve, perché sono 40 anni, dal 1843 al 1883. Ecco, a metà, questa comunità che arranca, che fa così fatica, insomma, a prendere il volo, ha una svolta positiva. Perché? Perché dal 1859-60 il Regno di Sardegna, che poi di lì a poco diventa il Regno d'Italia, Sabaudo, estende la propria legislazione contraria agli ordini religiosi anche ai territori appena annessi. Mi riferisco soprattutto all'Emilia Romagna. Perché? Perché la provincia di Lombardia, al di là del nome, che in Lombardia veramente i conventi all'epoca non ne aveva il suo centro più importante a Bologna, dove c'è anche la tomba di San Domenico, il centro di studi, il cosiddetto noviziato che comprendeva anche i frati studenti e via dicendo. Quando, con il passaggio al Regno di Sardegna poi il Regno d'Italia,
a Bologna il convento viene occupato, e così pure i conventi dell'Emilia Romagna vengono occupati, alcuni anche militarmente, dalle truppe dell'esercito sabaudo, ecco che si presenta una necessità di ospitare altrove, in luoghi dove non ci sia una legislazione sfavorevole, queste realtà, almeno il noviziato e lo studentato, da dove si formano i giovani domenicani. E allora, ecco, 1863, San Lorenzo di Venezia, forse quasi inaspettatamente, anche se c'era stato qualche pourparlers negli anni precedenti, addirittura immaginando uno studentato di teologia a San Lorenzo, ecco che si fa una domanda al pontefice, al beato Pio IX, dove si chiede che il noviziato, che comprendeva i giovani domenicani in formazione, che fino a quel momento era a Faenza, venga trasferito a Venezia. Perché? Perché si dice nel convento di noviziato di Santa Maria di Faenza, in Romagna, occupato militarmente, compreso il locale appartato dei novizi, non si possono più ricevere giovani al santo abito. Perciò si chiede umilmente la facoltà di trasferire, finché durino le presenti circostanze, il noviziato nel convento di San Lorenzo di Venezia, dove è in vigore la vita comune. Punto importante, la vita comune, quella che si chiamava allora, la vita, anche si dice anche adesso, cioè quindi veramente una vita di comunità, perché nonostante tutto a San Lorenzo di Venezia si riusciva a fare una vita comunitaria forse migliore che altrove. Richiesta accettata dal pontefice, e quindi dal 1863 ecco che c'è una svolta positiva, perché il convento di San Lorenzo di Venezia diventa sede del noviziato. Tutti i giovani che intendono entrare nell'ordine domenicano, possiamo dire almeno in tutta l'Italia nord-occidentale, vanno necessariamente a San Lorenzo di Venezia. E quindi quel convento che abbiamo visto, ecco, in quelle immagini, vediamo ecco che viene ospitato il noviziato. E questo potrebbe essere l'avvio anche di un periodo nuovo di sviluppo, ecco, un'importanza che prima non c'era per San Lorenzo di Venezia. Ma cosa succede? Nel 1866, quindi solo 3 anni dopo, avvengono cose importanti, almeno da questo punto di vista. C'è la guerra, quella che alcuni chiamano la terza guerra di indipendenza, comunque insomma questa guerra tra Austria e Prussia e anche Italia contro l'Austria, al termine della quale, attraverso dei passaggi che non sto qui a ripercorrere un po' contorti, Venezia e il Veneto passano al Regno d'Italia. Prima che finisca questa breve guerra, il Parlamento di Firenze, capitale d'Italia, approva una nuova legge, 8 luglio 1866, legge italiana di soppressione degli ordini religiosi. Eccoci nuovamente da capo. Mentre io ripercorro con voi queste immagini già viste, ecco che si dovrebbe arrivare prima o poi a farvi vedere anche una bella immagine, bella non so fino a che punto, della Gazzetta Ufficiale, ma probabilmente c'è un piccolo problema tecnico che va bene. Comunque la Gazzetta Ufficiale che avevo voluto ricopiare, che adesso non trovo più, succede anche questo, e legge del 1866, con la quale appunto in tutti i territori del Regno d'Italia si trova una nuova soppressione. Mentre prima c'era stata un'estensione della legge piemontese una soppressione della legge piemontese ai territori annessi, adesso si ha proprio sistematicamente una legge per tutto il Regno d'Italia. Ed ecco allora nuovi guai per i domenicani a San Lorenzo, perché tutti i conventi vengono requisiti dallo Stato e non vengono più riconosciute le comunità religiose. Ecco, sotto l'Austria ancora, grazie soprattutto poi al concordato del 1855 con la Santa Sede,
gli ordini religiosi avevano potuto avere in qualche modo un nuovo sviluppo dopo la falce di Giuseppe II nel 1700, ecco, c'era stato un inizio di ripresa, quindi anche i domenicani, anche a Venezia, avevano potuto trovarsi. Adesso nuovamente siamo da capo, seconda soppressione degli ordini religiosi. La legge del 66 entra in vigore con il 1° gennaio del 1867. Sul Liber Consigliorum cosa ho potuto leggere? Si presentano, il 26 marzo del 67, si presentano al convento nostro di San Lorenzo gli agenti del governo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per farne la soppressione, in forza della cosiddetta legge di soppressione promulgata a Firenze il 7 luglio 1866. Protesta contro la violazione della ecclesiastica immunità e ricordate le censure fulminate dal Concilio di Trento contro gli usurpatori dei beni della Chiesa. Cioè, tutta questa procedura che veniva seguita in tutti questi casi, in tutti i conventi. Quindi primo che faceva una protesta ufficiale ricordando tutte queste belle cose. Gli suddetti agenti intimarono lo scioglimento della comunità da eseguirsi dopo 15 giorni in circa. Di poi si impossessarono dei libri d'amministrazione e delle carte relative alle sostanze del convento, questo è subito quello che interessa, e fecero l'inventario di tutta la mobilia, non lasciando ai religiosi che la mobilia necessaria al loro uso personale. Ecco, e questo è quello che si trova nel Liber Consigliorum. C'è l'elenco dei religiosi che erano presenti a questo fatto e che dovettero subire perciò tutte le amarezze della soppressione. Erano 11 religiosi, tra padri, uno studente e un converso. Gli studenti erano già stati fatti partire quasi tutti per la Dalmazia, territorio austriaco, dove potevano, a Traù, nella città di Traù, fu già città veneziana, ecco, per secoli, Traù che adesso i croati chiamano Trogir, lì continuarono i loro studi. Ecco, ci abbiamo a concludere. Vita stentata nel periodo successivo, rimangono per alcuni anni alcuni frati, la maggior parte vanno altrove, là dove possono, alcuni rientrano presso le famiglie, insomma, ecco, ci sono delle situazioni proprio di precarietà totale. Nel frattempo a San Giovanni Paolo rimangono però ancora alcuni frati, con la scusa della parrocchia si riesce a mantenere comunque la presenza in una piccola parte, un piccolo edificio che è quello dove tuttora viviamo noi, che non è più il grande convento antico che adesso è parte, come sapete, dell'ospedale di Venezia. Comunque, qualcuno rimane ancora per l'ufficiatura della chiesa di San Lorenzo, ma è una situazione che in queste condizioni non può andare avanti a lungo, sicché un po' perché i frati, quei pochi rimasti, vengono trasferiti altrove, un po' perché qualcuno muore, ecco che nell'arco di pochi anni l'ordine si vede in qualche modo costretto a rinunciare al convento di San Lorenzo di Venezia. Questo avviene definitivamente nel 1883. C'è un atto di passaggio, che è quello che vedete qui nell'immagine, l'atto di passaggio della chiesa di San Lorenzo alla curia patriarcale. Viene firmato l'atto di consegna alla chiesa, il patriarcato dichiara che provvederà a fornire un sacerdote che celebri la messa e vi attenda le altre funzioni di metodo, con una clausola interessante. Ciò fino a tanto che i reverendi padri domenicani siano in caso di mandare un sacerdote del loro ordine in sostituzione del padre Rossi che era stato inviato altrove. Quindi non c'è ancora una realtà definitiva, clausola che prevede che se i domenicani saranno in grado di mandare ancora qualcuno, avranno ancora il possesso della Chiesa. Questo però non avviene. Fra l'altro io ho avuto notizia da un documento che ho trovato che i libri della biblioteca del convento, il convento domenicano è sempre importantissima la biblioteca, dove sono finiti questi libri di San Lorenzo, a quanto sembra al Santo Uffizio in Vaticano. Probabilmente perché il padre Marcolino Cicognani, che è stato uno degli ultimi padri che sono vissuti a San Lorenzo, e venne trasferito appunto come socio del commissario
Sant'Uffizio, che era sempre domenicano, viene trasferito appunto a Roma, al Vaticano, a Sant'Uffizio, e quindi probabilmente vennero portati in qualche modo tutti questi libri della biblioteca. Immagino che si trovino ancora là nel palazzo, dove adesso è la Congregazione per la Dottrina della Fede. Col 1896 si firma una convenzione di cessione della Chiesa al patriarcato, ma la proprietà del convento era del comune, ed è per questo che il comune tuttora gestisce delle attività all'interno di questo che fu per una quarantina d'anni un convento domenicano. La Chiesa poi ha subito altre vicende che non sto qui a raccontarvi, e come sapete attualmente da molto tempo è chiusa rispetto a qualsiasi attività di culto. Che cosa si può concludere? E chiaramente quello che ho detto è una sorta di spaccato di una realtà religiosa dell'Ottocento, credo che poco conosciuta, immersa certamente in un contesto più ampio, ad esempio di legislazione quasi sempre contraria agli ordini religiosi. È un regime che alcuni hanno chiamato di separazione ostile fra Chiesa e Stato. Padre Martina, grande storico, diceva che era giurisdizionalismo aconfessionale, ma queste sono classificazioni che adesso non voglio dilungarmi a esporre. Però ecco, una piccola realtà, in fin dei conti anche piccola numericamente, nella città di Venezia, che risente di problemi ben più ampi, ben più vasti, sia dal punto di vista della legislazione, sia dal punto di vista anche di un clima culturale e religioso. Ecco, questo voleva essere soltanto un rapido, spero, excursus su una vicenda storica, ma ecco, quello che è importante è sempre saper cogliere il dato che emerge dall'archivio, dal documento, dal monumento, sapendolo inserire nel suo contesto storico, nelle idee, nei fenomeni, nei processi che avvengono ad un livello più ampio. Questo è un po', credo, il lavoro di chi si occupa del lavoro storico, della ricerca storica, in qualche modo cerca anche di insegnare. Non ho altro da dire in proposito, meglio, cose ne avrei, ma non voglio tediarvi ulteriormente. Vi ringrazio per la vostra attenzione.